è pretestuoso e a questo punto vorrei anche dire in malafede continuare a pensare che questa riforma voglia sottintendere l'intenzione di sottoporre la pubblica accusa a una forma di autorità politica. Mentre l'Associazione Nazionale Magistrati sta valutando l'opzione di uno sciopero da Caerano di San Marco, dove si trova per la campagna elettorale, il ministro Carlo Nordio ribadisce la linea sua e dell'esecutivo sulla riforma della giustizia, e questo al termine della settimana che ha visto il primo ok da parte del Consiglio dei Ministri. Tra i punti più contestati proprio la separazione delle carriere dei magistrati tra giudicanti e requirenti. Non è affatto una riforma contro la magistratura, ma da ex magistrato posso dire che è a favore della magistratura, intanto perché ribadisce a livello costituzionale l'indipendenza assoluta del pubblico ministero di fronte a qualsiasi forma di potere, a cominciare da quello esecutivo. Gli altri due punti chiave della riforma sono la nascita di un'alta corte capace di giudicare gli errori dei magistrati e l'ipotesi sorteggio per la componente laica del CSM, altro aspetto al centro della bufera politica di questi giorni. Il sorteggio, che avverrà nell'ambito di un canestro di persone qualificatissime, essenzialmente tra magistrati, eliminerà il rapporto, il vincolo elettorale, che poi è diventato clientelare, tra elettori ed eletti, e i magistrati saranno più liberi. Insomma, dice Nordio, l'obiettivo è quello di contrastare la degenerazione delle correnti interne al potere giudiziario. Qualche giornalista autorevolissimo l'ha addirittura definito un verminaio, non sono parole mie, sono parole di Paolo Mieli. Ecco, questa degenerazione ha screditato la magistratura, tutto questo perché gli scandali e questa visione che ha dato questa spartizione correntizia è incompatibile con la dignità e con la libertà e l'autonomia vera della magistratura.